Questa Lega non è quella di 20 anni fa, quella a cui lei vuole appartenere? Ma guardi, a prescindere dalle idee di ognuno, io dico che ci sono poi delle modalità che per noi sono legge. E non ci deve essere guerra tra bande, scambi di prigionieri e soprattutto in campagna elettorale si lavora, punto e basta. Commenta così il presidente del Veneto l'ammissione da parte del leghista Santino Bozzo di essere l'autore dell'esposto che ha fatto scattare la verifica della guerra di finanza tra i conti del gruppo consigliare del Carroccio su disposizione della Procura lagunare e in particolare sull'attività di Flavio Tosi quando era consigliere regionale, una faida interna. La campagna elettorale dura un mese o poco di meno in un anno e mi chiedo gli 11 mesi dell'anno a cosa servono. Servono a fare chiarezza. Fare beghe tra leghisti a me sembra che non serva a nulla. Tra le delibere approvate, quella che istituisce un fondo immobiliare per gli interventi necessari negli ospedali, un'aggiunta al finanziamento dell'ex legge 20. Abbiamo ritenuto opportuno, circa un anno che ci lavoriamo, affiancare a questo provvedimento governativo finalizzato appunto agli investimenti in sanità un fondo proprio della sanità che ha garanzia agli immobili appunto legati alle varie aziende sul territorio in maniera tale da affiancarlo e io mi auguro mai sostituire l'ex articolo 20 che arriva da Roma sempre in quantità minore.